Il 30 aprile si avvicina, non c'è solo l'emergenza sanitaria da affrontare. A fine mese l'Europa attende il recovery plan italiano. Nella conferenza Stato-Regioni il Premier Draghi ne ha parlato ai governatori. Io alle legittime istanze del Sud ho portato le legittime istanze del Nord ieri alla riunione. L'ho proprio detto. Ho sostenuto e sostengo che il governo, se vuole fare veloce, ho parlato direttamente con il Presidente del Consiglio, se il governo vuole fare veloce e mettere a terra questi investimenti deve utilizzare dei bracci operativi e non possono che essere le regioni. Io ho anche detto, guardi, io e lei possiamo programmare un ospedale, ma se lo programmiamo con le norme di oggi né io né lei lo vediamo realizzato. E poi sostengo la politica del no al monopattino, cioè c'è ancora una parte del paese che ho l'impressione che pensi che il tema del recovery fund possa essere una grande opportunità di assistenzialista. Non esiste. Il governo intende inoltre costituire delle task force locali che aiutino le amministrazioni territoriali a migliorare la loro capacità di investimento e a semplificare le procedure. Ma qua se con il recovery fund non si rilancia il PIL, andiamo a finire male, perché il PIL vuol dire occupazione. Perché è inutile avere tutto bello e non avere più nessuno che ci possa vivere dentro. Quindi ho detto, guarda, le nostre imprese non vogliono, cioè si aspettano solo di poter volare, spiccare il volo, sburocratizzazione, e le risorse dobbiamo darle a chi con la leva del lavoro riesce a decuplicarle, sono le nostre imprese. Imprese in prima linea nel proporsi per vaccinare i dipendenti in azienda. La campagna procede però a rilento. Fra gli over 80 solo il 35% ha completato il ciclo completo, fra i disabili veneti il 22%, e la prossima settimana, continuando la carenza delle forniture AstraZeneca, perlomeno arriveranno le prime 14.000 dosi del vaccino Johnson & Johnson. Quindi sotto i 60 anni AstraZeneca lo faranno in questa fase, potrebbe cambiare da qui ai prossimi giorni, alle prossime settimane, lo faranno solo le seconde dosi delle prime dosi di AstraZeneca, cioè chi ha avuto il vaccino AstraZeneca a meno di 60 anni, che so, un insegnante, deve fare il richiamo, è AstraZeneca, sulla base di una circolare ministeriale arrivata ieri su nostra richiesta.